Comandante, un vero piacere avere i vigili qui ad Agrigento per 3 giorni dove, diciamo, coinvolgete tutta la città, i ragazzi e fate vedere la vostra presenza, diciamo, nel nostro territorio. Lei cita un vostro piacere, io direi un nostro onore. Il raduno sarà in questi 3 giorni. Noi come Vigili del Fuoco, come Comando di Agrigento, come Direzione Regionale Sicilia, il collega qui accanto a me, e come Corpo Nazionale ci siamo 365 giorni l'anno. Ha già detto la collega, la dottoressa D'Asta dell'associazione, svolgiamo soccorso, ma crediamo tantissimo alla sicurezza in senso lato e quindi alla prevenzione. Questo è un consesso, questo odierno è un consesso, un seminario che vuole ragionare in cultura della sicurezza, eh, termine sicurezza non per gli addetti ai lavori, ma per chi ha bisogno di sicurezza. Quindi oggi in un seminario con relatori Spresal, INAIL, Corpo Nazionale, Ordine degli Ingegneri, discuteremo della sicurezza negli ambienti di vita, quindi casa, scuola, lavoro. La sicurezza è anche un elemento tangibile in modo che le nuove generazioni abbiano consapevolezza e che possano cogliere l'opportunità, l'importanza di vivere in un mondo sicuro. Praticamente da oggi stiamo vicini alla popolazione di Agrigento come associazione nazionale e come corpo nazionale. Praticamente questo raduno della NWWF è stato voluto anche perché, dato che Agrigento è città della cultura 2025, abbiamo preferito portare la nostra partecipazione anche a questo evento. E allora, ieri abbiamo iniziato con il saluto del prefetto, una bella manifestazione anche a Piazza Marconi, dove praticamente c'è tutta la nostra esposizione dei mezzi antichi e moderni. E poi dopo di ciò praticamente da oggi si continua con questo convegno, ma la cosa più bella è che come associazione nazionale stiamo impiantando nelle piazze di qui a San Leone, praticamente a Piazza Giglia, la Pompieropoli, e poi ad Agrigento a Piazza Cavour, dove si trova anche la Casa degli Errori. Noi praticamente saremo presenti qua fino al giorno 25, perché il 25 ci sarà la giornata conclusiva dove il Vescovo ci ha dato il piacere di poter celebrare la Santa Messa, e poi faremo una sfilata su via Atenea e si concluderà il nostro percorso di questo raduno regionale nella città di Agrigento, che ringraziamo tutta la popolazione e tutte le autorità che ci hanno permesso di poter fare. Allora, uno degli obiettivi principali dell'associazione è quello della divulgazione della cultura della sicurezza. A livello regionale, quindi si è colta l'occasione per poter venire ad Agrigento a fare questo raduno, quindi abbiamo individuato la città di Agrigento in onore alla nomina che ha avuto Agrigento della capitale della cultura 2025. E quindi, siccome riteniamo che la cultura c'è quella greca, quella classica, quella moderna, eccetera, eccetera, ma c'è anche la cultura della sicurezza, e quindi abbiamo organizzato questo evento per questo motivo. Oggi si parlerà di sicurezza, ma 3 giorni dove abbiamo visto anche tante manifestazioni, anche in piazza Marconi, e dico anche il coinvolgimento degli studenti, no? Sì, Piazza Marconi è stato allestito il villaggio sicurezza con i mezzi sia storici sia moderni all'avanguardia, mentre oggi ci sarà questo convegno, ma in contemporanea a Piazza Cavour e a Piazza Giglia a San Leone ci saranno le cosiddette Pompieropoli. Là saranno coinvolti dei bambini fino alle scuole medie. Qua invece abbiamo invitato le classi terminali degli istituti superiori. Il Corpo dei Vigili del Fuoco, diciamo, istituzionalmente è sempre vicino ai cittadini, pronto a intervenire sempre, ecco, non solo, diciamo, per spegnere gli incendi, ma per tantissime opportunità e rischi che si riscontrano. Per tutto quello che è soccorso, i vigili del fuoco intervengono non solo per incendi. Il fuoco è la parola vigili del fuoco è una locuzione che ci ha dato D'Annunzio,
e quindi ce la siamo portata dietro. Prima eravamo i pompieri d'Italia, quindi chi spegneva gli incendi con le pompe. Ora facciamo, ovviamente io sono in pensione, però usare la prima persona plurale è rimasta nella mia indole. Quindi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fa una serie di interventi che va dal soccorso gattino alla calamità, al grande terremoto, agli incendi nelle attività, nelle raffinerie, con le varie specializzazioni attuali. Ieri abbiamo visto l'esibizione dei SAF con la calata del tricolore dall'autoscala davanti alla stazione, ma sono delle tecniche che si usano per questo tipo di esibizione, ovviamente, ma anche per il soccorso.